Quali sono gli appuntamenti che il Veneto agricolo non può mancare rivolgendo il suo sguardo all'Europa? Quale programmazione è necessaria? Quali opportunità si possono aprire per un comparto che affiora all'occhiello della regione? Sono questi soltanto alcuni dei quesiti discussi in Corte Benedettina, Legnaro, Padova, lì dove i punti di riferimento del settore primario hanno dato vita a un confronto con gli imprenditori, con le forze economiche e con quelle sociali sul programma di sviluppo rurale 2014-2020. È l'ormai conosciuto PSR, ecco l'acronimo, un programma che chiede massima attenzione, specie in un territorio ricco di particolarità come il Veneto. C'è un insieme di soggetti che possono sicuramente beneficiare, innanzitutto gli agricoltori per quanto riguarda tutte le iniziative e le attività agroambientali, poi tutti i gestori delle foreste sicuramente e quindi molti enti pubblici. Molti interventi sono anche destinati alla prevenzione dei dissesti, per cui ci sono molti soggetti che potenzialmente, essendo gestori di superfici e quindi potenzialmente potendo fare delle attività fuori dell'ambiente, noi possiamo sostenere queste iniziative. È stato appena presentato a Bruxelles da parte dell'Italia una posizione, diciamo così, sull'accordo di partenariato che dovrà essere valutata dagli organismi comunitari e che riguarda tutti i fondi. Presumiamo che a seguito della pubblicazione dei regolamenti che dovrebbe avvenire qui a poco, probabilmente il 22 dicembre, ci sarà un rapido susseguirsi anche degli altri atti dispositivi che servono per definire il quadro delle regole e poi successivamente avremo diciamo così, 3 mesi per la presentazione dei programmi. La prossima primavera la presentazione del programma, poi 6 mesi di discussione per la sua attuazione. Tra gli obiettivi strategici di lungo periodo, contribuire alla competitività dell'agricoltura, alla gestione sostenibile delle risorse naturali, all'azione per il clima e allo sviluppo equilibrato delle zone rurali, agevolando magari l'accesso dei giovani all'impresa. Ad oggi soltanto 3 under 35 su 100 sono conduttori d'azienda. Il principale link che manca è senz'altro che un giovane adesso come adesso non può pensare di entrare in agricoltura senza avere un background agricolo alle spalle, quindi c'è un grosso problema di barriera all'entrata a livello di accesso al credito, c'è un problema di passaggio generazionale sul quale stiamo lavorando e ci sono anche altri problemi relativi poi alla conduzione e al finanziamento per esempio di progetti che siano delle idee e che non siano strettamente legati a quello che abbiamo conosciuto finora come programmi di sviluppo rurale. E tra i produttori cambiamenti si prospettano nel mondo del vino, vera eccellenza regionale. Noi produttori dobbiamo avere questa sensibilità maggiore, non perché una legge ce lo impone solamente, ma dobbiamo averlo dentro di noi, perché sicuramente l'agricoltura dei prossimi anni sarà sempre di più rivolta a questo, salvaguardia del territorio, perché chi ce l'ha trasmesso a noi dobbiamo avere la consapevolezza e il buon senso di poterlo trasmettere forse anche meglio a chi verrà dopo di noi. E strizzare così anche l'occhio al mercato oggi e soprattutto nel futuro, sempre più sensibile a prodotti d'agricoltura d'artigianato.